Il Veneto sta dando fondo alle scorte di vaccini. E questa è allo stesso tempo una buona e una cattiva notizia, che conferma la potenza di fuoco sanitaria veneta e ribadisce ancora una volta la necessità di creare un flusso stabile di dosi vaccinali. Lo conferma anche il presidente Luca Zaia. Che c'è una bottiglia mezza piena e mezza vuota. A mezza vuota è che stiamo finendo i vaccini, ovvero ci stiamo in alcune realtà tipo Padova indirizzando verso i soli richiami. La mezza piena è che stiamo finendo i vaccini. Sono comunque in arrivo altre dosi di Pfizer e AstraZeneca ed è in arrivo pure il nuovo portale unico per le prenotazioni. Da giovedì si parte con il programma. Lasceremo ancora questa settimana il tema degli accompagnatori libero, dopodiché quando si andrà a regime con la prenotazione, dopo l'assessore Lanzarini interviene rispetto alle farmacie e tutto quello che è accaduto nelle ultime ore, dovremo chiedere che tutti si prenotino, perché a quel punto, l'avete visto, è un gioco da ragazzi prenotarsi. I centri rimarranno in funzione anche nei giorni di festa e ci si prepara a lavorare di notte. Ogni ULS dovrà avere, chiudendo sta settimana l'operazione, dalla prossima, massimo dalla prossima, un punto vaccinale aperto fino a mezzanotte, quindi vaccini di notte. Vaccini di notte perché ci permette di ampliare ancora di più il nostro sforzo vaccinale. E Pasqua e Pasquetta siamo aperti, non si chiude.